Giornata di festa in Pian Cansiglio, questo bosco incredibile che si trova al confine tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, la più bella faggeta d'Europa, almeno considerata tale, perché Veneto Agricoltura ha inaugurato la chiesetta di Sant'Osvaldo e ha presentato al pubblico i parcheggi che sono importanti per questa foresta. L'inaugurazione dei lavori della ristrutturazione della chiesetta di Sant'Osvaldo in Pian Cansiglio è un momento importante non solo per chi in Cansiglio lavora, ma anche per tutta la comunità che circonda la foresta del Cansiglio. Abbiamo infatti risistemato e restituito agli antichi splendori una chiesetta che si trova proprio nel cuore della nostra foresta e è stata oggetto di lavori che hanno riguardato sia la copertura che tutta la tinteggiatura esterna ed interna e il rifacimento dei banchi, e quindi abbiamo oggi la possibilità di offrire agli ospiti, appunto, e a tutta la comunità del Cansiglio un luogo di culto molto, molto bello, immerso nel verde. Per quanto riguarda l'area della caserma Bianchin, questa rappresentava un'area molto degradata all'interno della foresta. Sono oltre 12 ettari che erano rimasti in stato di completo abbandono per oltre 20 anni. La caserma Bianchin era un'area di oltre 12 ettari che era stata adibita dalla NATO a rampe di lancio come base missilistica, quindi nell'ambito del progetto dello scudo spaziale SEM. E qui si trovavano i missili Nike Hercules che potevano essere quindi diretti contro la flotta aerea nemica e quindi costituivano la difesa aerea che caratterizzava un po' tutta l'area di confine con l'ex blocco sovietico. Da tempo Veneto Agricoltura stava cercando di ritornare in possesso di quest'area che già inizialmente faceva parte del demanio forestale, ma solo grazie all'interessamento dell'allora ministro dell'Agricoltura Zaia e costituendo comunque un punto programmatico importante dell'ora onorevole Calegari, che a quell'epoca era amministratore unico di Veneto Agricoltura, siamo riusciti a avere in consegna l'area e poter avviare, anche grazie a due importanti finanziamenti della Regione Veneto, uno a valere sui fondi dei danni ambientali e uno a valere sui fondi di Rete Natura 2000, siamo quindi riusciti ad attuare importanti lavori che ci hanno permesso il ripristino dell'area. La base militare era composta da una serie di fabbricati fatiscenti ed una serie di cisterne che contenevano gasolio pesante. Veneto Agricoltura, attraverso un appalto alla ditta Emaprice, ha praticamente bonificato tutti questi siti e ha demolito completamente i fabbricati. Dalla demolizione e disgregazione dei fabbricati e dal suo materiale di risulta è stato costruito un grosso parcheggio che può contenere più di 200 macchine e attorno al parcheggio è stata realizzata un'area picnic, questo a servizio dei turisti che vengono in Cansiglio, in quanto era una delle priorità che l'area richiedeva per il suo sviluppo dal punto di vista turistico. Oggi è una giornata che possiamo considerare storica
per l'altopiano dell'Alpago, ma soprattutto per il Cansiglio. Il restauro della chiesetta di Sant'Osvaldo, da tanti anni trascurata, e dove oggi abbiamo visto quanta bellezza abbiamo cercato di ridare e quanto l'abbiamo per un momentino riavvicinata con il bosco di Cansiglio un po' a Dio, se potete permettervi di passarmi questa frase, ma soprattutto un momento storico dove circa 12 ettari di terreno che una volta erano adibiti a quello che poteva essere offesa o difesa durante il periodo della guerra fredda, per cui una cosa assolutamente che l'uomo deve dimenticare, restituita completamente al territorio per essere adibita a tutt'altra cosa.